Buona giornata a tutti i telespettatori della nostra piattaforma di Veneto Globe. Oggi parleremo di un argomento che apparentemente non sembra molto in linea con l'ecologia, però non è così, perché in realtà parleremo di pelle e in particolare di pelle senescente. In realtà l'ambiente, l'aria, tutto ciò che ci circonda influenza come il benessere della nostra pelle e anche l'argomento di cui parleremo oggi, che è l'invecchiamento. Oggi ho il piacere di avere Olimpia Palmieri. Grazie. Che è un estetista, ma è anche un'appassionata di tutti quelli che sono gli argomenti che riguardano l'estetica. Allora, conoscendo Olimpia e conoscendo la sua passione, ho chiesto: potresti venire a parlare della pelle? E oggi in particolare parleremo di pelle e poi ci addentreremo nella pelle senescente, vero Olimpia? Sì. Perché la pelle subisce importanti modifiche strutturali? Intanto ci spieghi in linea generale come è fatta. Dietro di noi abbiamo anche un po' uno schemino di quella che è la pelle. La no? pelle parte da 3 strati fondamentali che sono l'epidermide, il derma e l'ipoderma. I 5 strati più importanti li troviamo nell'epidermide, che sono lo strato basale o germinativo, poi abbiamo uno strato spinoso, granuloso, lucido e corneo. Lo strato corneo è quello che ci difende dagli agenti, insomma, dall'ambiente, di quello che parlavi tu prima. E in questo caso, andando a parlare della pelle senescente, cioè la pelle invecchiata, andiamo a spiegare che ci sono vari fattori, però vorrei anche dire nell'epidermide troviamo sì 5 strati, nel derma è dove si formano le fibre di collagene ed elastina, e nell'ipoderma è quello che tiene ancorato bene, un po' ci dà il calore, perché all'interno ci sono delle fibre di lipidi, il grasso. Mantiene la termoregolazione. Quindi un po' di grasso aiuta a essere... Aiuta, sì, tiene termoregolato il nostro corpo. E volendo parlare adesso della pelle, la pelle senescente, ci sono 2 fattori che colpiscono la pelle senescente o invecchiata. Sono fattori intrinseci ed estrinseci. Intrinseci è un fattore interno. Che cos'è, ereditario oppure alimentazione? No, è un fattore, col passare degli anni il collagene e l'elastina hanno un abbassamento, cioè l'epitelio si assottiglia e si formano delle rughe. Praticamente lì è un fattore di passare degli anni, sì è vero, ma può essere anche una cattiva alimentazione, una detersione sbagliata. Quarantenni che hanno una pelle bellissima, sì, perché... sessantenni che hanno una pelle meravigliosa e altri invece tutto che cade. Perché quello può derivare anche dal fatto che noi a volte parliamo attraverso l'espressione del nostro viso. Allora, muovendo tutti sti muscoli del viso possiamo creare dei solchi, però c'è anche da dire che si può avere una cattiva gestione di questa pelle, tra virgolette. Si va a fare una detersione molto più profonda con prodotti che non sono il massimo, oppure abbiamo avuto delle problematiche. Mentre nella pelle intrinseca è dovuta a un fattore non del passare degli anni, ma chi è innamorato del sole, che i raggi UVA sono gli raggi molto importanti che vanno proprio a degradare ciò che dovrebbero andare a moltiplicare, non lo vanno a fare. L'esposizione eccessiva non fa bene. No, e neanche il fatto di fumo, che ne so, abuso di alcol, tanta gente beve. Io quando arrivano la prima cosa che guardo la pelle. Insomma, e la dico... La pelle parla un po' di noi. Sì, la pelle ci parla. Sì. Della vita che abbiamo fatto, di come abbiamo mangiato, sì, di come abbiamo vissuto. Per esempio, a volte denoti delle pelli che sono senescenti, cioè invecchiate, e tu già capisci quella persona che lavoro, che vita ha potuto fare, perché comunque... Quindi gli agenti esterni hanno una notevole influenza. A volte... E come si può arginare l'effetto degli agenti esterni con dei trattamenti? Allora, io come estetista consiglio sempre di fare dei trattamenti dove andiamo, lì dove a richiamare le sostanze fondamentali che sono già presenti nel nostro corpo alla nascita. Già dalla nascita vanno un po' a degradarsi, dico io, però
vanno, Cioè sì, un ste po' scemano, cellule un po'. vanno a moltiplicarsi in continuazione. Sappiamo che il corpo è formato da cellule, praticamente il collagene, l'elastina, Adesso che è un vanno di moda prodotto collagene, fondamentale. acido ialuronico. Sì, noi nasciamo già con queste Sono sostanze. parte della nostra pelle. Collagene, elastina, acido ascorbico. Per esempio, l'acido ascorbico che cos'è? È la forma più importante e profonda che troviamo nel nostro corpo, perché è la vitamina C per eccellenza. Ma quindi noi le possiamo mettere come una crema o le possiamo anche prendere per bocca? Allora, io come estetista consiglio di avere una sana alimentazione. Quindi di trarre queste Sì, cose dagli alimenti. Bere, mangiare sano, fare attività fisica, e poi la pelle senescente può essere anche, diciamo, Alimentata. non curata, perché io sono un estetista, non sono un medico, perché io abbellisco, deodoro, do turgore a sta un valore pelle. aggiunto. Sì, e praticamente andando a fare delle detersioni, delle esfoliazioni più profonde, non il peeling, perché il peeling lo sappiamo lo fa il medico della medicina estetica e non noi. Praticamente andiamo a fare delle esfoliazioni un po' più profonde usando delle forme di acido, può essere l'acido mandelico, Ma con l'esfoliazione alfa-idrossiacido. tu liberi la pelle dalle... Io con l'esfoliazione, io come altre mie colleghe, andiamo a togliere lo strato che troviamo sulla nostra cute, l'ultimo strato, andiamo a fare togliamo le cellule cornee. Quelle morte un po'. Sì, le togliamo così ravviviamo. Nel momento in Come cui... insomma potare un albero, togliere i Brava, rami secchi. gli dai andare più vediamo. vita, più luminosità. Facciamo in modo che le nostre cellule siano in grado di rinvigorirsi. Sì. In quel caso fai dei trattamenti che possono essere anche qui un trattamento di una detersione profonda attraverso dei cosmetici, come può essere un acido mandelico, però sempre basso, parliamo sempre nell'estetica. O altri, ci sono gli alfa-idrossiacidi che sono... Ma ascolta una cosa, Dimmi. la pelle senescente ha un problema, che si macchia, no? Cosa sono queste macchie? Allora, le macchie sono chiamati cloasmi. I cloasmi possono venire se noi assumiamo dei contraccettivi orali in uno strato gravidico, o altrimenti sempre l'esposizione ai raggi solari senza un'adeguata protezione. Di solito C'è una appaiono intorno a che concentrazione età? Intorno ai melaninica. 50 anni, 60 anni. Possono apparire anche prima se noi ci esponiamo. Chi è che vuole sempre sta tintarella e si espone ai raggi solari, Poi, a lungo andare la paga un po'. Sì, perché poi la pelle, nel caso dell'invecchiamento intrinseco, con la vecchiaia naturale si assottiglia, in quel caso si ispessisce. Ma e queste macchie, ogni tanto leggi questa crema fa miracoli, ti fa sparire macchie, esistono delle creme? Attraverso una detersione profonda che ti parlavo prima possono essere schiarite, sì è vero. Però rimane insomma il fatto che tu hai... Io ti dico la verità, quella è una concentrazione melaninica, e quando andrai di nuovo ad esporti ai raggi solari non farai una buona, lei è nel derma profondo, perciò però se noi abbiamo cura della nostra pelle ci sono dei schiarimenti molto forti. Si possono anche schiarire, non? Sì, io ti dico di sì, perché sulla mia pelle io l'ho fatto, lo sto facendo e ho degli ottimi risultati. E quindi ci sono questi trattamenti che devono essere fatti con continuità, ci sono dei momenti in cui ci sono dei trattamenti e altri, oppure il trattamento per la pelle senescente è sempre lo stesso o va anche a periodi, a stagioni? Allora, io in istituto consiglio sempre di fare dei primi trattamenti d'urto, dove andiamo a fare delle buone detersioni e andiamo anche a lavorare con dei prodotti dove sì detergiamo, ma andiamo a trattenere l'acqua che è dentro, perché la nostra acqua evapora e lì anche l'assottigliamento. Praticamente consiglio i 5 trattamenti da fare d'urto, altri 5 li facciamo durante il corso per un mantenimento
il mantenimento, diciamo, finale. Ma questo in che arco di tempo? Allora, i primi li facciamo subito, cioè anche uno alla due settimana? a settimana, anche Okay. 2 alla settimana, poi andiamo 1 alla settimana, poi in un anno ne facciamo 3 all'anno. Ah, quindi è un percorso che, Sì, che dobbiamo rimane. volerci bene. E dobbiamo poi volerci comunque se bene. tu dovessi dire alla pelle senescente quali sono in realtà gli alimenti che fanno meglio o le creme che possono far meglio, non so, il collagene, la vitamina E, la vitamina, quali consiglieresti in un tuo percorso, dato che hai visto varie pelli senescenti, che consiglio puoi dare? L'elastina, anche attraverso un massaggio circolatorio vado a fare un richiamo noi sappiamo che la circolazione è importante, perché noi andando ad ossigenare, andando a fare un massaggio circolatorio ossigeniamo le parti interne, ma è anche vero che se fanno un trattamento in istituto è anche bello consigliargli a casa una crema che all'interno contiene collagene, elastina, ma anche gli fa trattenere la sua Quindi acqua, un gli dà idratazione. un percorso che parte nel centro estetico, ma che poi la persona continua a casa, e voi e tu o voi estetiste spiegate qual è so che comunque si massaggia in un determinato modo. Sì, il massaggio io insegno anche un po' come fare il massaggio a casa o a volte la ginnastica facciale. Gli dico a casa, quando stai facendo questo tipo di trattamento, stendi la crema in questo modo, meno che in un altro. Gli faccio fare delle digitopressioni, faccio lavorare intorno all'orbicolare degli occhi, intorno ai raggi di sole, perché noi non abbiamo le rughe ma abbiamo i raggi di sole, il naso labiale, e gli insegno come fare. Quindi ci sono delle rughe che sono le rughe di espressione, che quelle però sono belle perché parlano un po' di sì, quelle sì, che sono però su quelle, quelle rimangono, diciamo. No, si lavora andando a rimpolpare, perché la ruga d'espressione con gli anni si approfondisce, fa il solchetto, no? Sì. Allora, cos'è che non abbiamo detto secondo te della pelle senescente in questo nostro... Abbiamo detto come possiamo intervenire, abbiamo detto quali sono, che cibi è che i cibi che mangia una persona di una certa età per agire sulla pelle sono cibi diversi da quelli che... Il fatto del cibo bisogna sempre andare a mangiare dei cibi che contengono molta acqua. L'acqua è importante. Ed è anche importante bere molto. Bere molto, perché l'acqua... Comunque una pelle idratata è una pelle che ha molta acqua, non è una pelle... Sì, bisogna idratarla tanta anche attraverso l'alimentazione. Che dire, frutta, verdura, in inverno mangiare una verdura anche diciamo che non sia un'insalata. Adesso che noi siamo in inverno, ci sono comunque anche se questo inverno non è stato un inverno particolarmente insomma rigido, ci sono delle creme che possono tamponare gli effetti del freddo, queste cose, oppure si usa comunque sempre la solita crema? No. E le creme devono essere sempre le stesse o vanno cambiate? Allora, diciamo questo, che la nostra pelle a un certo punto è come quando uno assume qualcosa, tra virgolette, un medicinale. Non dobbiamo fargli avere la assuefazione, ogni tanto cambiamo e gli daremo sempre qualcosa di molto idratante. Perché ci sono persone che magari dicono uso quella crema da 40 anni. No, è sbagliato. Perché poi so che non fa più effetto. È sbagliato, perché avviene la assuefazione, cioè la nostra pelle si abitua e praticamente non reagisce più. Ogni tanto bisogna andare a stimolare questa pelle. Bisogna dargli quel vigore diverso, io consiglio anche stimolo, ogni tanto fare un trattamento con dei macchinari, l'elettroporazione, che ne so, fare un trattamento dove andiamo a stimolare i fibroblasti, che sono quelli che sono un po' sotto, no? Un po' sotto. Che dormono. Sì, li dobbiamo un po' stimolare per far andare a risvegliare tutte queste sostanze che noi abbiamo ancora. Quindi mangiare bene, bere molto, sì. Cercare di dare attenzione alla nostra pelle, cercare anche di cambiare, quindi creme, non sempre la stessa, apportare ogni volta delle cose un po' diverse. Farsi comunque anche consigliare da una mano esperto, qualcuno che ne sa più di voi. E adesso che va di moda questo spalmare le vitamine è una cosa... Bisogna vedere che tipo di vitamina. La vitamina C, che è un forte antiossidante, praticamente, che lo dicevo prima, l'acido ascorbico, che è
presente nella nostra pelle, che è una forte vitamina C, un forte antiradicale libero. Praticamente la vitamina C va ad illuminare e va a un po' a schiarire anche sua pelle, a farla diventare più luminosa e importante. Quindi Affidarsi sempre a mani competenti e mai dire vado al supermercato, in farmacia, fatevi sempre anche perché ve lo dice consigliare. una che con una crema sbagliata l'ha pagata per un sacco di anni perché mi ha fatto una reazione che poi allergica, quindi datevi mani esperte, consigliatevi. La pelle può diventare, anche la pelle senescente può essere bella, può essere vigorosa, può essere solare, può essere luminosa. L'importante è mangiare bene, curarla e darsi in mani, farsi consigliare da persone che sanno di quello che parlano, il medico per certi aspetti e l'estetista per certi altri. Sì. Grazie Olimpia dei tuoi preziosi consigli e del tuo prezioso contributo e un saluto a tutti e grazie di averci ascoltato. A presto, buona giornata.